costruire in sicurezza, costruiamo in sicurezza. Ci sono delle possibilità nuove che l'era digitale ci mette a disposizione. Certamente, il cantiere è un luogo di lavoro molto complesso, molto difficile. I coordinatori per la progettazione e i coordinatori per l'esecuzione hanno dei compiti importanti, insomma, che sono quelli di organizzare la sicurezza nel cantiere, ma anche di monitorare che quanto previsto sia effettivamente attuato. Quindi questo convegno è diretto a loro perché spesso gli infortuni capitano perché mancano misure di tipo tecnico o sono insufficienti o non adeguate. Molti infortuni capitano ancora perché i ponteggi non sono a norma o perché appunto si lavora troppo vicini a una linea elettrica non protetta o vicino a un mezzo in movimento. Le nuove tecnologie digitali consentono loro di programmare, di controllare la sicurezza. Ci sono tecnologie che consentono la rappresentazione dell'opera in 3D, per esempio, dalle fondamenta fino appunto alla fine del cantiere, e di definire i rischi per ciascuna fase costruttiva, ma anche le misure di prevenzione collegate. Avete parlato di cantiere 5.0, è questo? È un po' questo, sì, è il futuro, ma dobbiamo guardare avanti, non possiamo guardare indietro e il futuro ci dice che certe tecnologie possono aiutare tutti a lavorare con più efficienza, meglio e con più sicurezza. La sicurezza viene considerata spesso un costo, invece in realtà è un vantaggio. È un vantaggio, sì, perché la sicurezza è sempre vista come qualcosa di accessorio al processo produttivo. E non si dovrebbe più pensare alla sicurezza disgiunta dalla produzione, ma produzione, sicurezza, qualità dovrebbero andare a braccetto. È questo che secondo noi in futuro consentirà alle imprese di essere competitive e di stare sul mercato.